al nostro ultimo incontro e rispetto al passaggio quindi dal Senato alla Camera, di positivo, cioè che finalmente il provvedimento approvato il 14 maggio dal Senato, diciamo a distanza di un mese e una settimana, lunedì prossimo inizierà la sua discussione e la sua votazione alla Camera. Si tratta di un tempo, questo è un giudizio politico ma anche tecnico, assolutamente lungo, troppo lungo, perché prima la Camera si è presa la possibilità di vedere altri provvedimenti, e questo non è un provvedimento che è ritenuto evidentemente prioritario, perché da giugno dell'anno scorso, dallo stralcio, diciamo, della legge finanziaria, che questa cosa viene tirata per le giorni, e non c'è nessuna attività di ostruzionismo dell'opposizione, c'è tutta una roba, insomma, dove ci sono i problemi di rapporto tra i ministeri, la necessità di introdurre altre norme, altri argomenti che non c'entrano nulla con lo sviluppo piuttosto che con l'energia. Quindi noi abbiamo avuto ieri pomeriggio la fine dei lavori della Commissione Industria e Attività Produttive della Camera, che ha esitato un testo. Questo testo, proprio per rispondere alla censura, diciamo così, sulla copertura finanziaria del Ministro dell'Economia, presenta delle modifiche rispetto a quello che è stato licenziato e approvato dal Senato. Quindi cosa vuol dire questo? Vi ricorderete che, faccio a beneficio della ricostruzione organica della materia, l'ufficio legislativo del Ministro dell'Economia aveva detto che ci sono una trentina di norme che non consentono di dire che è stata rispettata la Costituzione rispetto alla necessità di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. Quindi la Commissione dell'attività produttiva ha portato delle modifiche in base a quei 30 punti. Sì, alcune modifiche sono modifiche che richiamano i punti in contestazione. Altre modifiche sono, secondo me, frutto di una logica totalmente politica, cioè di pressioni per tirare il provvedimento da una parte e dall'altro. Alcune contestazioni, diciamo una buona metà delle contestazioni, secondo me sono state risolte da delle note di cui abbiamo conoscenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia, che dice il Ragioniere Generale dello Stato in questa nota che è del giorno di ieri, sono chiarimenti soddisfacenti, esaurienti e atti a superare le osservazioni sulla copertura formulate nella nota del 5 giugno di cui vi ho parlato, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Queste modifiche, che sono state approvate ieri sera dalla Commissione Attività Produttiva della Camera, sono in tutto 15, e solo una di queste modifiche ha un'attinenza, diciamo così, con i ragionamenti Alcoa ed Energivoro in genere del nostro territorio, del nostro sulcis industriale, e cioè c'è un abbassamento da 70 MW a 40 MW della soglia di stabilimento per poter accedere ad un regime che si chiama interrompibilità. Voi sapete che si tratta della possibilità che uno stabilimento venga staccato da 70 MW a 40 MW. Quindi noi abbiamo uno stabilimento che può essere in qualsiasi momento staccato per un'esigenza del sistema elettrico di quella regione, senza preavviso, per finalità, diciamo, di sicurezza del sistema energetico, e questo avviene remunerando ovviamente la cosiddetta interrompibilità, quindi paga meno la corrente.
pago meno la corrente, nel senso che mi vengono alleggerite, mi vengono escluse delle tariffe che riguardano il dispacciamento, il trasporto, i cosiddetti oneri di sistema della tariffa elettrica. Quindi sono dei risparmi consistenti che vanno da 8 a 10 euro a megawatt, secondo me, da 7 a 10 euro a megawattora. Questa è una cosa buona. In realtà, se ve la devo dire tutta, è buona per molti impianti questa modifica, molti impianti che vedranno la loro ammissione a questo regime privilegiato. Ad Alcoa non cambia nulla, perché la quantità di energia sottoposta al regime di interrompibilità poteva sicuramente essere superiore ai 70 megawatt. Quindi vedete, anche quando io parlo di una posizione del governo contraddittoria, cosa che fa imbestialire l'onorevole Cicco, l'onorevole Lombardo sui giornali di oggi, è questa. Allora il Ministero dell'Economia mi dice: ma tu stai creando un buco nelle casse di Terna. Terna è di proprietà dello Stato in parte, e quindi se tu, come dire, privilegi l'interrompibilità facendo pagare di meno la tariffa elettrica e quindi l'energia, stai creando un danno alle casse dello Stato. E quindi invece di dire: ma allora portiamo da 70 megawatt a 100 megawatt, quindi solo i mega impianti, quelli piccolini li lasciamo in basso. No, invece in maniera contraddittoria che fanno? Portano da 70 a 40, quindi abbassano l'asticella. Per concorrenza. Non per avere più concorrenza, per darla più, però capite bene? Si possono aggiungere a questo. Io a questo punto vorrei fare una domanda, se mi permetti. Sì, no, finisco su questo punto dicendo che questa è l'unica modifica che è stata proposta dal governo e approvata ieri dalla Commissione di attività produttiva della Camera, che tocca, diciamo così, il problema dell'energia. Uno dei 15 punti c'è questo. Sì, signor. Che potrebbe interessare. Che comunque interessa ancora. Sì. Diciamo, non era necessaria per Alcoa questa modifica, era importante l'introduzione. No, scusate. Allora, sapevamo che si rinnovava mese per mese. Allora, è diverso il regime che esiste attualmente di interrompibilità con quello che viene fuori dalla norma. Oggi chi gode del servizio di interrompibilità ne gode vedendoselo remunerato. A questa remunerazione si aggiunge questo ulteriore sconto sulla tariffa energetica. Ci siamo? Quindi questo dice la legge. Completo la mia introduzione, così poi ragioniamo, fate delle domande, eccetera. Che cosa comporta il fatto che ci sono queste 15 modifiche? Comporta che da lunedì sera la Camera esamina il provvedimento già approvato dal Senato. Se la Camera, come io ritengo, approva queste modifiche, il provvedimento viene cambiato rispetto a quello del Senato e quindi dovrà ritornare di nuovo il Senato per una ulteriore lettura. Quindi, diciamo così, rispetto agli interessi di cui ci occupiamo oggi in questa riunione, diamo per scontato che la modifica per quanto riguarda l'interrompibilità non ci tocca, aumenta il costo, ma aumenta un costo al sistema elettrico nazionale. Per quanto riguarda i tempi, dobbiamo vedere se il Senato riesce a recuperare rapidamente il provvedimento e metterlo in lavorazione nel mese tra la fine di giugno e luglio, perché luglio è un mese complicato perché inizia tutto il ragionamento sulla manovra finanziaria e quindi siamo in una fase tutto sommato complicata. Ecco, adesso io però non voglio con questo creare preoccupazioni, mi riservo la settimana prossima di informarvi sul calendario dei lavori del Senato, perché la Camera dovrebbe fare questa approvazione tra il 22 e il 25 di giugno. Il Senato ha sicuramente sino al 25 di giugno tutto il suo calendario occupato da altri provvedimenti, tra cui uno importante che riguarda il provvedimento che riguarda la sicurezza, quindi
la Lega Nord senz'altro non accetterà nessuna modifica del calendario, vuole quel provvedimento approvato, e il calendario del mese di luglio non è ancora preparato, quindi io posso chiederò all'ufficio di presidenza, al presidente del gruppo del Partito Democratico, che nella determinazione del calendario dell'Aula per la parte del PD ci sia una richiesta per chiudere finalmente questo provvedimento. Però vediamo che tipo di proposta ci sarà da parte del governo.